Da una parte il desiderio di poter trascorrere una vacanza all'estero già programmata per la prossima estate, dall'altra il timore di non riuscire a prenotare in tempo utile il rilascio del passaporto per il figlio. Fatto sta che una mamma di Schio ha deciso di prenotare l'appuntamento per ottenere il documento del bebè prima del parto e così si è inventata un codice fiscale con le generalità del bambino e una data di nascita fittizia, visto che il piccolo non era ancora nato. Il tutto è stato scoperto quando la neomamma, dopo il lieto evento, ha chiesto all'ufficio passaporti del commissariato di Bassano di modificare i dati inserendo quelli corretti. La polizia ovviamente ha chiesto spiegazioni e la donna ha candidamente ammesso di aver preso appuntamento prima della nascita del figlio, già a novembre, quando era ancora in dolce attesa, temendo appunto di non riuscire ad avere il passaporto in tempo per la vacanza in Messico. Una volta informata della pratica non corretta, la signora ha annullato la prenotazione, chiedendo però di poter avere una nuova data in tempi brevi, scavalcando la lunga lista d'attesa. Ovviamente gli addetti, non essendovi i requisiti di urgenza come prevede la normativa, hanno rispedito la richiesta al mittente, invitando la neomamma un po' furbetta a ripetere la normale procedura online. E chissà se la burocrazia la farà attendere altri 9 mesi.